Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Giornata con tantissime notizie, come sempre tanta cronaca in arrivo dalle nostre redazioni di tutto il Veneto, ma anche altre notizie d'attualità che riguardano non solo la nostra regione. Ad esempio è stato deciso cosa cambierà con le mascherine, cambierà poco, ma insomma ci sono delle vecchie e nuove norme che andranno in attuazione dal 1° maggio. Ci sono tante notizie che riguardano il ponte, cosiddetto ponte, anche se in realtà è un giorno solo del 1° maggio, dove il Veneto si prepara all'ennesimo assalto da parte di turisti e visitatori, un turismo che arriva dall'esterno, un turismo che arriva anche dall'estero, un turismo che riguarda i movimenti interni alla nostra regione, quindi domenica ci sarà un'altra giornata da tutto esaurito in molte aree del Veneto. Ci sono tantissime notizie anche di colore, poi le vediamo perché le curiosità fanno sempre notizia comunque anche qui in Veneto. Tante notizie, dicevamo, partiamo dalla cronaca, torniamo a parlare della vicenda legata alla scomparsa di Ahmed. Vi ricorderete il 15enne padovano sparito da casa e trovato senza vita nel fiume Brenta dopo alcuni giorni, una vicenda che presenta ancora tantissimi lati oscuri. La famiglia non intende accettare quelle che sono invece le indicazioni che possono arrivare secondo gli inquirenti dalle prime indagini, ovvero che possa aver fatto tutto da solo o che sia stato eventualmente indotto a togliersi la vita il 15enne, quindi un tema molto molto delicato, complesso, nel quale è indispensabile sentire anche la voce di chi lavora con le difficoltà delle persone. Poi avremo anche alcune interviste in tal senso, ma tiriamo le somme, facciamo il punto con il servizio appena preparato dalla nostra redazione padovana. Alcuni dettagli delle ultime ore di vita di Ahmed potrebbero essere nascosti nella memoria della PlayStation con cui il 15enne, trovato cadavere nelle acque del Brenta martedì mattina, ha giocato prima di sparire nel nulla la sera di giovedì 21 aprile. I poliziotti della squadra mobile di Padova hanno sequestrato il gioco elettronico insieme al cellulare del ragazzo. La PlayStation infatti può contenere messaggi e chat, inviti al gioco da estranei e quindi può essere utilizzata anche per comunicare. La procura di Padova, che coordina le indagini, non vuole escludere nessuna pista, nemmeno quella del cyberbullismo oppure quella di qualche debito di gioco online che abbia preoccupato e messo in ansia il 15enne al punto tale di pianificare di togliersi la vita. La procura intanto ha affidato l'incarico di una perizia ad un consulente tecnico informatico. Nel frattempo, in queste ore si attende l'esito dell'autopsia eseguita ieri pomeriggio dal medico legale Andrea Porzionato dell'Università di Padova. Tra qualche settimana poi dovrebbe arrivare anche l'esito degli esami tossicologici per capire se il ragazzo avesse assunto droghe o alcol. La famiglia di Ahmed esclude queste ipotesi in modo categorico. Il ragazzo, ci ha detto la mamma, non aveva nessun vizio, non aveva frequentazioni strane, non era nemmeno mai stato controllato dalla polizia. Nell'ultimo periodo però pare si fosse un po' isolato dagli amici. La squadra mobile sta indagando sugli ultimi messaggi inviati dal minorenne, in particolare quello audio mandato all'ex fidanzatina. Nel finale lui le ripete più volte "ti amo". Forse Ahmed nelle ultime settimane stava soffrendo molto per questa storia d'amore finita. Nel frattempo la famiglia di Ahmed, che vive nel quartiere di Torre a Padova, sta organizzando con gli amici una fiaccolata per ricordare il ragazzo e per chiedere che sia fatta chiarezza sulla morte. Chiarezza su questa vicenda lo chiedono tutti, lo chiede in primis la famiglia, ma ci sono delle situazioni davvero, dicevamo, delicate, complesse, legate ai giovani, ai giovanissimi. Sentiamo qualcuno che è coinvolto in questa vicenda. Dico solo che Simone, prima di buttarsi dal 3° piano della scala incendio, aveva mandato un messaggio vocale alla sua psicoterapeuta che andava tutto bene, e aveva mandato un messaggio anche a sua mamma che andava tutto bene e che c'era solo un problemino da intercettare. È difficile quindi
Anzi, non bisognerebbe neanche fare un parametro perché, come dicevo prima, ogni storia ha un racconto e ogni racconto è diverso. Ogni storia è a sé, specifica Papa Ivan, e ogni vicenda va affrontata con la massima cautela, compresa quella del giovane Ahmed, il quindicenne trovato morto nel Brenta, Padova, per cui la procura sta procedendo per istigazione al suicidio. Una delle piste seguite è quella del cyberbullismo. In questo caso il cyberbullismo esiste soprattutto in situazioni particolari. E non si esclude che comunque, a prescindere, il cyberbullismo porti a una pressione tale che una persona decida anche di fare un gesto. Gesti che vanno ovviamente prevenuti intercettando il disagio e studiando soluzioni personalizzate. Per questo, da quando suo figlio Simone non c'è più, da quel maledetto 18 febbraio 2021, Ivan ha fondato il Filo di Simo, associazione che sta già aiutando 40 persone, in particolare giovani. Abbiamo creato all'interno dell'associazione un'area di psicoterapeuti, oggi sono in 16, che si occupano di accogliere, ascoltare e di portare le persone che hanno bisogno in un percorso di psicoterapia per uscire da questa gigantesca bolla che si sta formando e che sta coinvolgendo soprattutto una fascia importante di adolescenti, ma anche non solo adolescenti. Un incontro sulla comunicazione in famiglia è in programma domani sera alle 20:45 nella Barchessa di Villa Giovannina a Villorba. La famiglia in tutto ciò è l'anello debole. Noi abbiamo cercato di portare la nostra esperienza di famiglia e crediamo che bisogna lavorare e formare ed aiutare le famiglie. La famiglia può essere l'anello debole, avete sentito queste parole così drammatiche, e noi torniamo a vedere quello che sta succedendo adesso alla famiglia di questo ragazzo scomparso a 15 anni. Progetti per la vita. Una persona che vuole suicidarsi non dà i progetti, no, non dice non dice cosa vuole nel futuro. Quindi qualcuno gli ha fatto del male? Sì, una persona che vuole suicidarsi non dà mai risposte esatte per quanto riguarda il futuro. Giro, fare uno sport fuori e dopo torna a casa, massimo alle 11 meno quarto e torna a casa. Però non lo so perché fare così. Ahmed aveva tanti sogni, immaginava il suo futuro, si impegnava a scuola. Come può dunque aver deciso di togliersi la vita? Latifa e Iba, mamma e sorella di Ahmed, non credono al suicidio. Sono convinte che qualcuno abbia spinto il loro ragazzo a farlo. Lo hanno ripetuto anche ai poliziotti della questura di Padova, dove ieri mattina si sono recate per fornire ulteriori informazioni sulle ultime settimane di vita del quindicenne. Lo hai fatto Ramadan, quanto ha mangiato lui? Mi ha detto: mamma, io vado vicino alla chiesa per fare un giro con gli amici. Però lui quando andava gli dice meno 10, allora lui è chiamata io, mi ha detto: dove sei? Mi ha detto: io vicino alla chiesa. E dopo non torno più. Lui ci ha salutato per l'ultima volta, ma noi non ce ne siamo resi conto. Cosa aveva detto quando vi ha salutato? Mi ha baciato sulla testa prima di sempre uscire. lui quando esce, allora sempre fatto un bacino. Ma quando quel bacio che lo senti dentro il cuore. Quando lui torna a fare un abbraccio, sempre quello, ma io non me ne sono resa conto. La mamma ha detto di averlo sentito al telefono giovedì sera per l'ultima volta, intorno alle 22:15. Sembrava tranquillo, la voce non tradiva emozioni. Ahmed le ha detto di essere con degli amici davanti alla chiesa del Cristo Risorto di Mortise, ma sembra che lì non ci sia mai arrivato. Il suo cellulare si è spento intorno alla mezzanotte dopo aver agganciato la cella di via Madonna del Rosario a Torre. E poi, che fine ha fatto la sua bicicletta? La sorella 17enne Iba ai nostri microfoni rivolge un appello agli amici. Qualsiasi persona sappia qualcosa, qualsiasi informazione, per favore me lo comunichi a numero scritto dappertutto, quello che si trova su internet. Magari non mi chiami ma mi scriva, perché ricevo moltissime chiamate al giorno e non rispondo più ormai al cellulare, perché ormai mi arrivano anche telefonate, degli scherzi telefonici mi arrivano, persone che non hanno un cuore. Quindi per favore contattateci se avete qualsiasi informazione su questo ragazzo. La famiglia di Ahmed in quest'ora è circondata dall'affetto della comunità marocchina padovana. La mamma viveva da sola a Mortise con i figli dopo la separazione dal marito. Ahmed era l'uomo di casa, dicono le amiche di Latifa. Ahmed, 15 anni lui, 15 anni, studia bene, voglio il futuro qua, ma non so cosa è successo, non so niente. Speriamo bene, perché lei è mia amica di 17 anni.
Una vicenda che ha colpito in modo davvero molto forte non solo la comunità marocchina ma tutta Padova, una città che chiede di sapere che cosa è successo a questo ragazzo. Ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, ne parleremo anche oggi con un collegamento nella seconda parte della nostra informazione in diretta proprio da Padova per avere tutte le ultime novità su quello che sta diventando un caso proprio per il coinvolgimento di minori, di ragazzini e quelli che sono i timori legati a situazioni molto pericolose, al fatto che possa essere stato indotto a togliersi la vita per quello che può succedere non solo nella cosiddetta vita reale ma anche nel web. Sono davvero situazioni che emergono ogni tanto anche in Veneto e creano molto disagio. Ne parleremo poi con la nostra redazione padovana. Adesso noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca che ogni giorno ci presenta notizie da tutto il Veneto, notizie che riguardano anche gli incidenti stradali, perché questi primi 4 mesi del 2022 sono stati drammatici sotto il profilo degli incidenti stradali, tantissimi anche dall'esito mortale. Ce n'è stato uno, l'ennesimo, ieri nella Marca trevigiana. I genitori di Chiara Lando hanno cercato nelle scorse ore un po' di conforto nelle parole del parroco di Colbertaldo di Vidor, ma è difficile superare un dolore così grande. Una figlia persa a soli 22 anni in un modo terribile, una intera comunità che non può accettare il dramma. Ancora presto per fissare la data dei funerali, mentre la polizia stradale sta cercando di accertare cosa abbia causato la sbandata fatale dell'auto della ragazza ieri mattina lungo la via Cadore a Cairano di San Marco. Pochi istanti e l'impatto contro il camion che trasportava rifiuti. Stava andando a fare l'ennesimo colloquio di lavoro, Chiara, dopo le scuole superiori a Valdobbiadene. Un periodo non facile quello post-pandemia, ma la 22enne era tenace e sognava un impiego. Un sogno spezzato in quelle lamiere accartocciate nello schianto, in una via dove le croci negli anni si sono purtroppo moltiplicate. Qua è un morto ogni 50 metri. Uno di casa 4 davanti che casa ha, uno appena quasi sopra, ogni 50 metri è un morto. 63 anni che sono qua, ne ho visti di tutti i colori. E perché hanno fatto una corsia di sorpasso non si può. Andrebbe messa in sicurezza. Messa in sicurezza, come si va a mettere in sicurezza una strada così? Bisognerebbe forse pensare a un controllo di velocità. Diciamo che penso che come in questo caso non sia dovuto alla velocità, penso che sia dovuto a qualcos'altro. Andiamo a Padova, c'è ancora cronaca dalla nostra redazione. Un'anziana scippata cade a terra e si rompe un femore. È stata sorpresa alle spalle da un malvivente che l'ha scippata mentre stava rientrando a casa dopo aver trascorso il pomeriggio al centro anziani. Una signora di 87 anni, residente a Padova in via Franzella, è finita in ospedale con 3 costole rotte, naso e volto tumefatti. L'episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio nel quartiere Sacro Cuore. L'anziana ha lasciato subito la borsa afferrata dal ladro, ma è stata trascinata a terra con violenza. L'87enne ha dato l'allarme ai familiari che hanno subito allertato i carabinieri e ora è caccia all'uomo nel quartiere. La vittima, sorpresa alle spalle, non ha saputo dare molti elementi utili all'identificazione, solo pochi dettagli. Era un uomo con la carnagione scura e indossava un giubbetto rosso. Il ladro si è dato alla fuga, i carabinieri ora stanno indagando e alcuni riscontri potrebbero arrivare anche dalle telecamere della zona. Nel frattempo l'anziana è stata portata in pronto soccorso dove è stata medicata. Sta bene ma è ancora in stato di shock. Ladri in azione anche nel Vicentino, rubata una bicicletta elettrica molto costosa, ma il ladro appunto viene inchiodato dalle telecamere. Aveva rubato una bici elettrica del valore di 3.000 euro ad una signora che l'aveva lasciata lucchettata in Contrada Cesare Battisti, ma le videocamere di sorveglianza urbana lo hanno incastrato. Il 26enne vicentino è stato rintracciato poco dopo, intorno alle 15 di mercoledì, dagli agenti della squadra mobile a Campomarzio. Il giovane ha prima negato l'accaduto e poi confessato di aver già venduto la bicicletta. È stato arrestato per furto aggravato.
E nel Padovano c'è stato un blitz in un laboratorio tessile, è stato trovato anche un immigrato clandestino. Dall'esterno sembrava solo un laboratorio tessile, ma all'interno invece di un magazzino di via Cazorzi a Massanzago. Tra macchinari che realizzavano pantaloni e magliette per l'alta moda italiana e francese, 15 operai, tutti di nazionalità cinese, vivevano e lavoravano in alloggi ricavati abusivamente. Il capannone era dunque anche un dormitorio con piccole stanze in pessime condizioni igieniche e di pulizia. La polizia locale del Campo San Pierese durante il controllo ha scoperto anche un fabbricato confinante, il cui garage era stato adibito a cucina e mensa, sempre a servizio dei dipendenti della ditta. Nell'abitazione sono stati trovati dei cittadini cinesi irregolari, ma gli agenti, sospettiti da una stanza chiusa a chiave, sono riusciti ad entrare forzando le finestre, scoprendo così un'altra cittadina cinese nascosta dietro ad un letto. La donna è risultata sprovvista del permesso di soggiorno ed irregolare sul territorio nazionale. Il titolare della ditta rischia diverse migliaia di euro di multa per molteplici violazioni al regolamento di polizia urbana e del testo unico sull'immigrazione. Ora andiamo a Venezia, dove è arrivato un nuovo poliziotto a quattro zampe. Si consolida e si rafforza il team delle unità cinofile della Polizia Locale di Venezia. In arrivo a giorni infatti Quad, il nuovo agente a quattro zampe che sarà impegnato nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Siglato l'accordo con il Comune di Milano per la formazione, la delibera per l'accordo della durata di 2 anni per il percorso di selezione, addestramento e il mantenimento di questa nuova unità cinofila. Quad è un pastore tedesco nero che entrerà a pieno titolo a far parte assieme a Lapo, Coco e Warus della speciale squadra unità cinofila di Venezia. Poliziate a quattro zampe che con i loro esperti conduttori nel corso del 2021 insieme ad altri agenti hanno portato al sequestro di oltre 11 kg di sostanze stupefacenti, all'arresto di 64 persone per la cessione delle stesse, alla denuncia a piede libero di altre 60 con la segnalazione in prefettura di 130 persone e al sanzionamento di 241 persone sorprese a consumare, cedere o detenere droga. Attività che in questi primi 4 mesi dell'anno ha portato all'arresto di altre 27 persone, di cui il 95% per spaccio, e alla denuncia a piede libero di altre 35 persone colte in flagranza di reato. A Vicenza abbiamo visto negli ultimi giorni parecchi furti e c'è stata una denuncia per ricettazione. In casa aveva una motosega, un paio di scarpe di marca e 4 biciclette di valore, tutte rubate nei mesi di febbraio e marzo da abitazioni di concittadini. La refurtiva trovata dai carabinieri di Piovene Rocchette a seguito di una perquisizione in appartamento è stata sequestrata e il 35enne di Cogollo con precedenti denunciato per ricettazione. Ci viene segnalato dalla nostra redazione padovana un intervento piuttosto inusuale dei vigili del fuoco ieri lungo l'autostrada A4 all'altezza del casello di Padova Est. Un camion perdeva infatti una resina biocomponente della cisterna. L'autista del mezzo pesante si è accorto della fuoriuscita e ha accostato a bordo strada allertando subito i pompieri che sono arrivati da Padova con un'autopompa, un'autobotte e da Mestre con il nucleo nucleare biologico, chimico e radiologico che hanno bloccato la perdita. Poi hanno iniziato la bonifica del manto stradale. Le operazioni sono terminate in tarda serata. Restiamo sulle strade del Veneto. Vi ricorderete la vicenda della 28 dove erano morte le cugine Sara e Jessica. Il pirata della strada ha chiesto di patteggiare. Prima la richiesta di patteggiamento, in subordine quella di giudizio abbreviato, questa la mossa della difesa di Dimitre Traikov, l'imprenditore 61enne di origine bulgara che il 30 gennaio scorso sulla 28 ha tamponato uccidendole per poi darsi alla fuga Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. L'istanza di patteggiamento è stata depositata con un'offerta di risarcimento alle figlie minorenni di Sara che si trovavano in auto con la madre e miracolosamente sopravvissute. La difesa di Traikov fa sapere che l'offerta economica, che non viene quantificata pubblicamente, è aggiuntiva rispetto a quello che sarà liquidato alle persone offese dall'assicurazione del veicolo e che non è stata proposta dall'imputato per ottenere sconti sulla pena, ma solo per testimoniare la propria vicinanza a chi porterà per tutta la vita il segno di quell'incidente. Queste quindi le parole degli avvocati Netti, i familiari delle vittime. Immaginavamo che poteva richiedere la riduzione di pena o il patteggiamento, anche se sinceramente il patteggiamento mi sembra un po' ridicolo. Per il risarcimento a parte è una, tra virgolette, una presa un po' in giro, in senso che
i soldi non sostituiscono la sala e non si possono comprare le persone con i soldi. Nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non accetti la proposta di patteggiamento, l'imputato ha chiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato, nell'ambito del quale, ha precisato il legale di fiducia, non rinuncerà nel rispetto della decenza giuridica a difendersi da quelle contestazioni che allo Stato non appaiono pienamente provate, e di decenza parla anche il papà di Jessica, Alain. Io spero veramente che la giustizia faccia il suo corso, perché queste cose qua proprio non riesco a accettarle, cioè proprio è una cosa veramente inaccettabile. Parliamo ancora di pericoli sulle strade. Un uomo ha investito un cane, siamo nell'Alta Padovana, non si è fermato a prestargli soccorso, è stato però rintracciato. Vediamo come è andata a finire. È stato rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza il furgone che martedì intorno alle 13 in Viale Roma a San Dono di Massanzago ha investito e ucciso un cane meticcio di media taglia. L'occhio elettronico riprende tutte le fasi dell'investimento, con il cane che nonostante le ferite si rialza e si incammina verso casa per poi perdere ogni forza e finire rovinosamente sull'asfalto. Tante le persone che hanno assistito alla scena e prestato i primi soccorsi all'animale. Grazie all'incrocio dei dati registrati dalle telecamere, gli agenti della polizia locale del Campo San Pierese sono risaliti al veicolo di proprietà di un'azienda di Massanzago. Il responsabile sarà convocato al comando. Per lui scatterà una sanzione da 400 a 1.700 euro per la violazione del codice della strada, che impone, in caso di investimento di un animale, di fermarsi e contattare le forze di polizia. Restiamo ancora nella pagina della cronaca, ma cambiamo decisamente argomento. Falsi documenti per abbassare i dazi, 4 denunce a Vicenza, sequestrati quasi 500.000 euro. Elettrodi di tungsteno prodotti e imballati in Cina, trasferiti in aziende thailandesi che compilavano documenti falsi per inviare il tutto in Italia. Un meccanismo che ha permesso a una società vicentina, secondo le indagini della Guardia di Finanza di Vicenza, di fruire dell'applicazione di un dazio del 6% invece che del 63,5% previsto per le importazioni di alcuni prodotti. Questo stratagemma avrebbe garantito un risparmio fiscale illecito di oltre 470.000 euro. Le indagini sotto il coordinamento della Procura europea hanno consentito di denunciare 4 persone per i reati di contrabbando aggravato e falso ideologico. Predisposto dal GIP del Tribunale di Vicenza un decreto di sequestro preventivo di 470.000 euro. Arriva proprio in questo istante dalla Questura di Vicenza l'esito di ennesimi controlli straordinari sul territorio, ma li vediamo subito dopo la pubblicità. Torniamo fra pochissimo, state con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Ci è arrivato pochi istanti fa una nota della Questura di Vicenza con gli esiti dell'ultimo pattuglione portato a segno proprio in centro nel capoluogo berico. Poi questa sera vedremo naturalmente nel TG Vicenza tutti gli approfondimenti del caso. Vi diciamo intanto che sono stati disposti dal questore 10 fogli di via, 11 avvisi orali, un'espulsione e 4 ordini di allontanamento dal territorio nazionale. Ormai più di una volta a settimana la Questura organizza questi controlli che portano sempre risultati, quindi si è visto un deciso cambio di ritmo poi che va ad affiancarci a quella che è l'operazione quasi quotidiana portata avanti dal Comune con la Polizia Locale e ovviamente da quelle che sono le dinamiche legate alle altre forze dell'ordine, Carabinieri, Guardia di Finanza. Abbiamo sentito poco fa un'altra notizia sempre da Vicenza con un blitz della Guardia di Finanza. A Bassano invece restano ancora parecchio poco chiari i contorni di una vicenda che ha portato a 2 ricoveri in ospedale. Avrebbe appiccato il fuoco all'abitazione dopo un litigio con l'ex compagno ed è stata denunciata la donna che nella notte fra mercoledì e giovedì aveva richiesto l'aiuto dei carabinieri e dei vigili del fuoco. I soccorritori erano arrivati appena in tempo per vederla saltare fuori da una finestra mentre del fumo usciva dall'abitazione nel quale era stato appiccato il fuoco. Il giovane ospitato in casa mostrava scottature in varie parti del corpo, quindi sono stati accompagnati entrambi in ospedale per le cure del caso.
I vigili del fuoco hanno nel frattempo spento l'incendio che aveva provocato danni all'immobile. I carabinieri di Bassano, coordinati dal pubblico ministero di turno Cristina Carunchio, hanno accertato che la sera precedente i due giovani avevano avuto un violento litigio, al termine del quale si suppone che la giovane abbia maturato la volontà di dare fuoco alla casa. È stata per questo denunciata per lesioni personali aggravate e danneggiamento. Il giovane ferito è stato dimesso con una prognosi di 35 giorni, idem per la ragazza. Sempre da Vicenza ci arriva adesso una nota del comune che ci informa che sono stati multati 11 cittadini sorpresi ad abbandonare pattume in modo irregolare, addirittura un materasso, poi vedrete questa sera nei servizi, le immagini sono anche piuttosto particolari, materasso, imballaggi e sacchi. Sono state portate avanti operazioni con autocivetta, appostamenti degli agenti in borghese, poi sicuramente qualche telecamera di sorveglianza, quindi stasera vedremo anche questo nel nostro TG Vicenza. Torniamo nell'Alta Padovana, dove un uomo nudo e ubriaco ha aggredito i carabinieri. A torso nudo e con i pantaloni abbassati si aggirava nel parco di Via Manina, San Martino di Lupari, in evidente stato di ebbrezza. Un 26enne senza fissa dimora è stato fermato ieri dai carabinieri, intervenuti dopo le segnalazioni dei residenti. Quando i militari hanno cercato di controllarlo e identificarlo, l'uomo ha insultato e minacciato i carabinieri e ha anche scagliato un mattone contro il cofano della macchina di servizio, sferrando pugni sul tettuccio. Il 26enne è stato arrestato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale per danneggiamento. Questa mattina l'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato condannato a 4 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Nel veneziano, bande di ragazzi ubriachi, vediamo. Alcol e violenza con bande di giovani in azione sugli argini del Brenta a San Don di Fossò, con scene di ragazzi ubriachi e molesti impegnati in scorribande con le moto. La situazione è denunciata dall'associazione Brenta Sicuro. Il raduno nella giornata dello scorso 25 aprile, con l'associazione che denuncia danni alle arginature, abbandoni di rifiuti con vari cumuli, moltissimi resti di lattine e bottiglie di alcolici, anche superalcolici, con scene di aggressioni e pestaggi. Quindi il continuo via vai di moto, nonostante il divieto posto dal comune di Fossò con una specifica ordinanza varata insieme alle vicine amministrazioni comunali di Campolongo e Vigonovo. Anche quest'anno, commenta l'associazione, lo spettacolo è stato oltremodo penoso e pericoloso. Sul posto, già nel corso della giornata, erano arrivati i carabinieri che hanno svolto le indagini per accertare colpevoli e responsabilità. Rimaniamo nel veneziano per l'ennesima lite con un coltello tra bande di africani a Mestre. Ferito nel corso di una lite in cui è stato brandito un coltello con la lama che lo ha colpito al viso, sfregiandolo in pieno volto. Il fatto in via Sernaglia, laterale di via Piave a Mestre, a 2 passi dalla stazione dei treni. Il diverbio con l'aggressione tra connazionali di nazionalità africana. L'allarme al 113 scattato nell'immediatezza del caso mercoledì sera intorno alle 18:30. Subito sul posto i poliziotti delle volanti, con il ferito portato al pronto soccorso dell'Angelo, mentre dell'aggressore non c'era più alcuna traccia e di cui, tramite le telecamere sia pubbliche che di privati cittadini, si cerca ora di risalire alla sua identità. Episodi di questa natura purtroppo sono molto frequenti in questa zona, essendo notoriamente riconosciuta anche dalle stesse forze dell'ordine come snodo dello spaccio cittadino. Allora, restiamo in tema cronaca, allarghiamo un po' lo zoom, torniamo a Vicenza, dove per la seconda volta un immigrato irregolare che doveva essere espulso dall'Italia è tornato in città. Il sindaco Rucco dice: questo è un esempio di quel che non funziona. Vediamo il servizio. Farid è un esempio del fatto che il sistema non funziona. Farid oggi è diventato un simbolo per chi è con lui, per i cittadini che sostengono e simpatizzano per questo immigrato irregolare che ha evitato per la seconda volta in pochi mesi di essere espulso dall'Italia. Un simbolo anche per quei vicentini tanti che invece in questi mesi si sono lamentati per il degrado nella zona di Ponte degli Angeli a Vicenza e per la presenza di questo senza tetto che, dopo aver lasciato il centro di permanenza per il rimpatrio di Gorizia, è tornato a Vicenza.
Nonostante il tentativo legittimo, lecito, perché la legge lo prevede, in cui un pregiudicato con precedenti anche importanti penali specifici in materia di droga, di aggressioni, non riusciamo a riportarlo al paese di origine, evidentemente il sistema non funziona, nonostante i tentativi della questura, e quindi però ritengo che si debba intervenire, questo è in capo a chi ha potere di legiferare, in particolare il nostro Parlamento, il Governo nazionale, deve intervenire per rendere poi effettive queste espulsioni. Un messaggio alla politica da parte del sindaco che, passando dalla zona di Ponte degli Angeli, ha ritrovato Farid, tornato in città. Era seduto che stava bevendo alcol. Sulla questione oggi interviene anche il questore di Vicenza, che spiega tecnicamente perché Farid è tornato a Vicenza dal centro di permanenza per il rimpatrio di Gorizia. Nelle fasi di espulsione, quindi di accompagnamento alla frontiera di un cittadino extracomunitario che non ha titolo per rimanere sul nostro territorio, comporta un aspetto procedurale molto importante, che è quello del riconoscimento da parte del paese di origine, il riconoscimento come proprio cittadino. Da quello che ho capito in questo specifico caso non vi è stato il riconoscimento da parte delle autorità tunisine del riconoscimento di questa persona come proprio cittadino. È chiaro che adesso noi intraprenderemo altre iniziative per far sì che persone che non hanno titolo per permanere sul nostro territorio nazionale vengano riaccompagnate nel loro paese d'origine. Una vicenda paradossale che fa il paio con un'altra vicenda paradossale che stavolta arriva da Venezia, dove un anziano che aveva costruito una capanna come gioco per dei bambini è stato multato e rischia addirittura una denuncia. Un piccolo rifugio in legno rimovibile costruito per trovare un po' d'ombra e per far divertire i bambini durante l'estate. Per questa rudimentale capanna fai da te, un anziano ridense di 80 anni rischia la denuncia penale. Succede al Lido di Venezia, località Cabianca, ai Murazzi. La capanna, costruita con tanta fatica durante l'inverno, deve essere buttata giù. Secondo i rilievi, avrebbe la colpa di deturpare il paesaggio. Ma per Attilio Busetto e figlio Alessandro sono arrivati circa 2000 messaggi di solidarietà. I residenti la vogliono salvare. Visto che tutto va male in questo mondo, hanno cercato di contribuire a fare qualcosa di diverso, insomma. Purtroppo deturba il paesaggistico, l'impatto ambientale. Voi l'avete trovata questa capanna? L'ho trovata così e io ho dato una mano a mio figlio di modificarla, perché è giusto anche aiutare i bambini. Gli studenti che si mettevano lì a fare le tesi di laurea in questa capanna, insomma è un rifugio, quelli che vengono coi cani a giocare lì. Il figlio. Per ingenuità ho iniziato a tagliare delle canne, a modificarlo e a creare quello che ho creato. Ho fatto una costruzione per tutti, perché vedo che c'è tanta gente che va in questa spiaggia e ho fatto una sciocchezza e mi dispiace. I residenti però sono dalla parte dei Busetto e la capanna la vogliono tenere. E vedo molte persone, turisti, non residenti, che vedono, fotografano ed esprimono un grande apprezzamento per la bravura di questa persona. Allora io che sono di parte, perché potete dire tutto, perché io non conosco bene la legge, però che deturpa il paesaggio, no, questo non si può proprio dire, perché è splendida. Cambiamo decisamente argomento, torniamo sulla cronaca, torniamo a Padova dove c'è Valentina Visentin che con Federico Cibotto ci aspetta per aggiornarci sulle ultime novità. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando. Ovviamente in primo piano il caso della morte di Ahmed, il ragazzo di 15 anni, purtroppo ritrovato cadavere nelle acque del Berenta martedì mattina. Sono ore cruciali per le indagini. Dopo il sequestro della PlayStation, i poliziotti della squadra mobile si stanno concentrando proprio su quel gioco, sulle chat che potrebbero emergere dalla PlayStation e anche sugli ultimi messaggi del ragazzo. Tante le piste battute, si attende ovviamente l'esito dell'autopsia che è stata eseguita ieri pomeriggio. Ovviamente la famiglia continua a essere fermamente convinta sul fatto che Ahmed non si sia suicidato intenzionalmente, e soprattutto forte l'appello da parte di mamma Latifa e della sorella Iba di far chiarezza. Con me c'è Halima Ben Bushaib, che è rappresentante della comunità marocchina padovana, ma soprattutto grande amica della famiglia di Ahmed. In queste ore è molto vicina alla mamma e alla sorella. Si sente di fare un appello importante a tutti gli amici di Ahmed.
Buongiorno a tutti. Oggi sono qua a nome della famiglia di Ahmed per fare un appello. Mi rivolgo ai compagni e amici di Ahmed che raccontino tutto quello che sanno sul loro compagno per dare un sostegno e un confronto e un po' di serenità a una mamma distrutta dal dolore. Ripeto, è necessario sapere cosa è successo a questo ragazzo, così un domani non tocca a un altro ragazzo. Abbiate pazienza, qualsiasi persona che sa le minime cose si rivolge a noi. Grazie. Halima, un'ultima cosa, si sa qualcosa sull'autopsia? Purtroppo fino ad ora non sappiamo nulla. Ecco Ferdinando, avete sentito le parole di Halima, se hai qualche altra domanda dallo studio? Valentina, intanto noi accogliamo questo appello, lo giriamo con il nostro mezzo a chiunque possa essere anche minimamente informato. Ci sono all'interno dei servizi che abbiamo visto fin qui, abbiamo sentito già i familiari del ragazzo chiedere informazioni, ma addirittura la sorella ha detto che le arrivano telefonate che possiamo definire moleste, addirittura qualcuno che si permette di ridere e scherzare su un tema così grave, così drammatico. Ci confermi questa situazione? Questo è quello che ha raccontato Iba. Purtroppo sì, qualche telefonata non è sempre attendibile e purtroppo a volte ci sono anche degli scherzi telefonici. Infatti Iba ha ripetuto più volte: scrivetemi un messaggio se sapete qualcosa, perché a volte non risponde neanche lei al telefono, proprio perché stanno ricevendo. Avete ancora ricevono migliaia di telefonate ogni giorno, sia lei che la mamma, quindi stanno veramente malissimo. Per cui speriamo di avere qualche notizia, speriamo di arrivare al colpevole, perché il ragazzo secondo me non è di questi fatti. Valentina, abbiamo sentito... Da Padova è tutto, allora ti restituisco la linea allo studio. Ringraziamo Valentina Visentin, ripetiamo noi lo spazio per questo appello è quello che possiamo fare, che possiamo dare. Valentina, prima di lasciarti andare ti chiedo un'ultima cosa: come possono mettersi in contatto le persone, appunto, visto che tantissimi purtroppo si permettono di telefonare alla famiglia e ai familiari con telefonate che in questo momento sono davvero fuori luogo? Quale può essere un modo per qualcuno che magari sa qualcosa ma ha paura di parlare, oppure qualcuno che sa ma non sa come mettersi in contatto? Qual è un modo certo, preciso per poter parlare con la famiglia? Allora chiedo a Halima, c'è un modo per mettersi in contatto con la famiglia o con la comunità marocchina? Con la famiglia per il momento no, perché già la situazione è in mano dell'avvocato. Se volete qualsiasi informazione dovete rivolgere all'avvocato. Ecco, okay. Allora, l'avvocato di famiglia si sta occupando di questa cosa, quindi o con ovviamente le forze dell'ordine o attraverso l'avvocato della famiglia di Ahmed. Immaginiamo che con le forze dell'ordine sia la linea più diretta. Ovviamente quello che possiamo fare è lasciare lo spazio anche per questi appelli. Valentina, grazie per questo collegamento, buon lavoro. Se ci sono altre notizie non esitate a contattarci, le daremo come sempre in diretta nel nostro telegiornale. Grazie a voi, buona giornata. Noi torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, abbiamo appena sentito un drammatico appello da Padova, le persone vicine alla famiglia di Ahmed, il quindicenne scomparso e poi ritrovato senza vita nel Brenta, dicono chissà parli, chissà ci contatti le forze dell'ordine, contatti le persone vicino alla famiglia, perché non possono credere al fatto che il ragazzo si sia tolto la vita. Secondo loro c'è qualcosa di più, gli inquirenti stanno indagando, in questo momento ci si è orientati, sono ovviamente
indiscrezioni che arrivano, quindi da prendere con le molle, verso un'istigazione al suicidio, un'induzione al suicidio da parte di qualcuno. Non si sa, sappiamo che i mezzi informatici del ragazzo, il telefono, la PlayStation, vengono passati al setaccio dagli inquirenti per vedere se c'è qualcosa, quindi si cerca anche di capire se qualcosa è successo nel web possa avere poi avuto delle ricadute così pesanti nella vita del giovane. È un tema di cui parleremo di sicuro anche nel seguito della nostra informazione. Poi se arriveranno altre notizie la nostra redazione padovana ci contatterà immediatamente. Torniamo a Vicenza, dove dicevamo si sta lavorando tantissimo per ridurre al minimo quelle che possono essere le situazioni di degrado in civiltà e di criminalità. Abbiamo visto multati addirittura 11 vicentini che si liberavano dei rifiuti in modo non corretto, operazioni della questura con decine di fogli di via di persone che non dovevano stare a Vicenza in quel momento, e arriva anche il Targa System. Monitorare i mezzi in transito per rilevare irregolarità e contrastare tempestivamente fenomeni criminali come ad esempio il furto di automobili. Servirà soprattutto a questo la nuova rete di telecamere per la lettura delle targhe Targa System, di cui si sta dotando il Comune in affiancamento al sistema di videosorveglianza cittadino. In queste settimane i primi 3 portali sono in fase di installazione, mentre la Regione ne ha finanziati altri 3. Grazie a questi portali, infatti, si potranno blindare tutti i punti strategici di entrata ed uscita dalla città e garantire così alle diverse centrali operative il monitoraggio dei mezzi in transito. Saranno in Riviera Berica, in Strada Marosticana, in Viale Trieste, alla rotatoria con Viale Fiume. Nel frattempo, l'amministrazione comunale ha deciso di implementare la rete, dotandosi di altri 3 impianti da collocare in Viale della Scienza, a Ponte Alto e in Viale della Pace. Ci spostiamo in tribunale a Treviso, dove è a processo un 54enne accusato di avere schiavizzato addirittura per anni la moglie. Schiava fisicamente e mentalmente del marito, anche dopo la separazione. È una storia di terribile sottomissione, quella emersa durante il processo a un 54enne residente nel Coneglianese e accusato di maltrattamenti, violenza privata, lesioni e violenza sessuale nei confronti della moglie. Secondo quanto ricostruito nel periodo tra il 2014 e il 2017, l'uomo l'avrebbe offesa, umiliata, colpita con calci e pugni e ferita con una tazza piena di tè bollente lanciata addosso. Poi, quando la coppia si sarebbe decisa a lasciarsi, le avrebbe intimato di accettare le sue condizioni, in particolare sulla cifra del mantenimento e l'affidamento dei figli minori. Un sistema fatto di telefonate e messaggi in cui l'avrebbe anche minacciata di morte. Solo dopo 5 anni di seduta da una psicologa, la donna ha trovato la forza di denunciare e raccontare quanto accaduto. Tra le accuse anche quelle di violente attenzioni sessuali imposte anche nel periodo in cui erano separati. Restiamo in tema di cronaca giudiziaria, ma ci spostiamo nel veneziano. A Eraclea una gemmazione della realtà camorristica casalese. Lo scrive la Corte d'Appello di Venezia nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso gennaio ha in larga parte confermato il pronunciamento di primo grado, infliggendo condanne per un centinaio di anni di reclusione. Nel frattempo ieri è proseguito il processo con rito ordinario ancora in primo grado, nel quale è imputato lo stesso Luciano Donadio, che con Raffaele Bonanno guidava il clan dei camorristi nella succursale veneta di Casal di Principe. Erano loro a decidere anche chi faceva il sindaco e amministrava la città. Infatti l'ex primo cittadino Graziano Teso è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa a 3 anni. Di lui la Corte scrive che era pienamente consapevole delle caratteristiche mafiose del sodalizio, al quale si mise al servizio per ripagare l'appoggio elettorale del boss. Nella sentenza si evidenzia come l'interessamento alla promessa di voti funzionale all'insediamento al vertice del comune di Eraclea si sia verificato anche in occasione delle elezioni che portarono alla vittoria del sindaco Mirko Mestre, non ancora giudicato. C'è la sicurezza, quella legata al pubblico, ma c'è anche la sicurezza privata, ma i sindacati dicono che spesso chi lavora in questo settore è sottopagato. Vediamo. Sarà sciopero il prossimo 2 maggio per i lavoratori impiegati nella vigilanza privata e nei servizi di sicurezza. Persone che trasportano valori nei mezzi blindati,
che garantiscono gli accessi di luoghi come tribunali, ospedali, fabbriche e supermercati, e i cui stipendi, in certi casi, non arrivano, pur se occupati a tempo pieno, a nemmeno 800 euro al mese. Le paghe, dicevamo prima, sono molto basse, i servizi che vengono richiesti sono sempre più elevati e numerosi, e c'è un utilizzo in maniera massiva dello straordinario. Quindi per arrivare a una paga dignitosa, decorosa, paragonabile ad esempio a quella del settore del commercio, la Guardia Giurata non può fare 8 ore al giorno, deve fare 12, 14 con turnazioni che sono massacranti. Una situazione paradossale causata da un contratto fermo da oltre 6 anni e mezzo, senza mai nessun adeguamento salariale a fare da contrappeso ai continui aumenti dei costi della vita quotidiana. Il minimo dell'aumento contrattuale deve essere, la richiesta fatta era di 120-150 euro, che è stata comunque mandata a stendere con una proposta che alle ultime trattative era ferma agli 80 euro di rinnovo, però tra l'altro rinnovi spalmati su 4 anni, il che vuol dire che mi porto a casa 20 euro all'anno. L'obiettivo di CGIL, CISL e UIL è quindi distante dalla controfferta delle organizzazioni datoriali. Il punto di incontro sembra essere oggettivamente lontano. Chiudiamo la pagina della cronaca, pronti come sempre e ovviamente a riaprirla non appena dovessero arrivare notizie dal Veneto, dalle nostre redazioni, e vediamo che cosa cambia o che cosa non cambia per quanto riguarda l'uso delle mascherine e le restrizioni legate alla Covid. Dobbiamo convivere con questo virus, però io credo che in questo momento sia opportuno fare una scelta, poi magari criticabile da chi è stufo dicendo ma nella Francia hanno già tolto, l'Inghilterra ormai se ne sono dimenticati, però ogni nazione ha un suo andamento epidemiologico e ritengo che l'approccio di prudenza vada mantenuto in una progressività. Promuove la linea del governo sul mantenimento delle mascherine al chiuso il virologo Fabrizio Pregliasco. L'esecutivo nel pomeriggio ha sciolto infatti le riserve. Lo stesso ministro alla Salute Speranza ha evidenziato che i dispositivi rimarranno obbligatori fino al 15 giugno nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli nei cinema, nei teatri e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. In tutti gli altri luoghi di lavoro, esclusi quelli di ambito sanitario e gli ospedali, senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata. Siamo ancora dentro la pandemia, le parole di Speranza, sullo sfondo la curva epidemica. Il virus rimane e rimarrà con noi con andamenti ciclici che anche qui ho definito in diverse occasioni come le onde di un sasso in uno stagno. Quindi quest'inverno, il prossimo inverno, salvo che non emerga una nuova variante, noi con questo virus dovremo ancora avere a che fare. Dal 1 maggio cade quasi ovunque l'obbligo di Green Pass, ma sembra di capire un altro conto sono le mascherine. A mio avviso le mascherine nel prossimo futuro dovranno diventare un accessorio moda, e questo sono stato attaccato per questo, ma credo che sarà questo il destino, cioè come gli occhiali da sole, quando serve, se serve. Partita parallela, quella della campagna vaccinale, quarta dose in particolare. Io dico che adesso, e qui il messaggio proprio di oggi ai telespettatori, alle persone ultra ottantenni, alle persone dai 60 anni in poi con delle comorbilità importanti, fate la quarta dose, perché è necessaria per voi, ecco, in questo senso, perché l'efficacia maggiore del vaccino è a 4-5 mesi dall'esecuzione dell'ultima dose. Restiamo in tema sanitario, ma lo vediamo dal punto di vista politico, perché il PD va all'attacco della Regione. Come PD proporremo, stiamo proponendo, lo anticipo, una task force per affrontare questa emergenza, perché le faccio dei numeri. In Veneto mancano almeno 1500 medici negli ospedali. Mancano almeno 500 medici nei distretti, nei dipartimenti di prevenzione, e mancano circa 500 medici di famiglia, tanto che ormai l'8% dei veneti deve fare a meno dei medici di famiglia. Snocciola i dati di quella che definisce una vera e propria emergenza Andrea Martella, segretario veneto dei Dem, che allo stesso tempo annuncia un contropiano per la sanità a poche settimane dal documento in 7 punti presentato per l'autonomia del Veneto, che ha aperto un nuovo fronte politico. C'è un problema di medici, c'è un problema di di pagare meglio i medici, di premiare il merito,
di fare in modo che rimangano qui. Per il PD una fuga dalle strutture pubbliche che va arginata, sullo sfondo le polemiche nate dopo le dimissioni del primario di pronto soccorso al San Bortolo di Vicenza. Per i Dem un caso che non è isolato. Bisognerebbe vedere quanti medici se ne sono usciti prima dell'età della pensione e quanti invece sono andati via al primo momento utile perché l'hanno fatto e quanti sono migrati in altre regioni o in altre aziende. Quindi, insomma, il problema esiste. E qui andiamo un po' più nello specifico. Avete sentito, ci sono molti medici che danno le dimissioni, qualcuno va in pensione, altri, passateci i termini, in fuga dalla sanità pubblica. Ci discostiamo per un attimo da una lettura politica e sentiamo invece la voce dei cittadini. In questo caso parliamo di Bassano del Grappa, all'ospedale del San Bassiano. Il primario di pediatria ha dato le dimissioni dopo pochi anni che era arrivata in quel nosocomio e le famiglie ora hanno paura di quello che potrebbe succedere. La dottoressa Dio della pediatria era appena arrivata e si era dimostrata subito molto capace, ha capito subito di che si trattava e lo sta curando lei. Se a settembre, quando dovrà andare alla visita di controllo, non ci sarà lei, non andiamo noi. C'è molta preoccupazione in questo nonno con il nipotino seguito dalla primaria uscente della pediatria del San Bassiano, la dottoressa Laura Ghiro. Dopo la notizia delle sue dimissioni sono tante le chiamate, tanti i messaggi che arrivano alla nostra redazione da parte di genitori ma anche nonni in apprensione perché non sanno chi prenderà il suo posto. Come questo nostro telespettatore con il nipotino malato dalla nascita e sin da subito preso in carico direttamente dalla primaria Ghiro, cui si affidavano ciecamente. Il cittadino si sente un attimino, come dire, in apprensione, preoccupato che la situazione non viaggia per le vie migliori. Ecco qua, a nessuno fa piacere sapere che il dottore che funziona se ne va. Ecco. Poi magari c'è quello veramente preposto, capace, dalle dimissioni se ne va e poi magari ti mandano, non so, a Vicenza, a Asiago, da qualcuno che non ti conosce. Ecco qua. Il caso della primaria Ghiro è solo uno dei tanti che riguardano medici e infermieri in fuga dal San Bassiano, andando a minare un equilibrio già fragile nel nostro ospedale. Chi dirige una struttura simile dovrebbe pensare a tenersi stretti i suoi medici, le sue eccellenze, perché significherebbe solo garantire cure eccellenti ai pazienti. Invece a volte tutto pare lasciato al caso e intanto sorgono spontanee domande come quella che ci ha posto il nostro telespettatore. Perché alcuni cittadini sono di serie A e più tutelati. Già, perché? Ci arrivano tantissime segnalazioni di questo genere perché ovviamente la fuga di primari, di medici, ma anche quella di infermieri, operatori dalla sanità pubblica crea apprensione nei pazienti, nelle persone, nella cittadinanza. Questo è un tema che riguarda un po' tutto il Veneto, con alcune situazioni un po' più complesse come quella del San Bassiano, dell'US7 che vi stiamo raccontando in questo periodo. Dalle ore 12 è in corso nella sede regionale delle grandi stazioni a Venezia una conferenza stampa del direttore generale della sanità regionale, appunto Luciano Flor, per affrontare e specificare, ci fanno sapere dalla regione, il tema degli organici dei medici negli ospedali veneti. Se finirà in tempo, se faremo in tempo, sentiremo la nostra redazione veneziana per fare un po' il punto di quello che è stato detto in questa conferenza stampa. Nel frattempo noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo e siamo in onda fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo in onda fino alle 13:30. Abbiamo messo da parte per un attimo la pagina della cronaca, pronti, come dicevamo, a riaprirla dovessero arrivare notizie dalle nostre redazioni. Andiamo a vedere ora un servizio che ci arriva dalla Marca trevigiana su un bel caso di fair play nello sport. Poteva essere decisivo, visto che dopo siamo andati addirittura in svantaggio e siamo riusciti a vincere la partita nel finale. Però
hanno messo davanti prima certi valori che il risultato. Davide Pinton, responsabile del settore giovanile del Treville Sant'Andrea e allenatore dell'Under 15, è orgoglioso dei suoi ragazzi, protagonisti domenica di un grande gesto di fair play sul campo del San Gaetano. L'arbitro, intorno al 12° minuto del secondo tempo, fischia un rigore per la squadra ospite del Treville. Da parte dei giocatori e dei tifosi di casa qualche timida rimostranza, ma è la squadra che dovrebbe calciare il penalty a chiedere al direttore di gara di rivedere la propria decisione. Il nostro capitano è andato a dire all'arbitro che guarda che è scivolato nel pallone, ha messo il piede sopra e quindi però l'arbitro ormai aveva dato il calcio di rigore. Anche sulla panchina del Treville ci si confronta. E abbiamo chiamato il capitano, noi gli abbiamo espresso il nostro pensiero e dopo la decisione finale l'hanno presa comunque i ragazzi. E sono proprio i giocatori a decidere da farsi. Di tirarlo fuori, sbagliarlo praticamente, rimanendo il risultato di 1-1. Un gesto che non ha sorpreso i dirigenti del Treville e che ha raccolto l'applauso dei tifosi del San Gaetano. C'è stato un applauso fantastico e siamo tutti meravigliati e abbiamo avuto anche i complimenti da parte degli avversari. Alla fine la squadra ospita a portare a casa la vittoria, recuperando il momentaneo svantaggio e chiudendo l'incontro 2-3. Ma in realtà quello che resterà impresso non sarà il risultato, quanto la decisione dei giovanissimi giocatori di sbagliare quel rigore ritenuto ingiusto, perché, spiegano i dirigenti, il calcio non è solo sport ma anche scuola di vita. Noi li educhiamo nel comportamento oltre nel gioco del calcio. Cerchiamo sempre di insegnare le buone regole, il rispetto per gli avversari, per tutti, e diciamo che questa cosa non è né un punto di partenza né un punto di arrivo, ma deve essere uno stimolo per continuare a fare queste cose. Al 90° gli applausi di tutti sono per i giocatori del Treville, non solo per quella vittoria conquistata, ma soprattutto per la lezione data. Una bella storia, ci piacerebbe poterne raccontare di più. Adesso parliamo ancora di sport, ma da un altro punto di vista, un punto di vista della viabilità dei trasporti. Il Comune in questi giorni ha annunciato e ha già predisposto l'avvio di una nuova linea di autobus che arriverà partendo dalla stazione ferroviaria, sarà la numero 21, e passando per il centro di Padova arriverà nella zona dello stadio. Come vedete le fermate sono già state predisposte, siamo appunto in viale Nereo Rocco, arriverà allo stadio, proseguirà poi per la zona del carcere di via Due Palazzi e avrà capolinea nel rione piuttosto popoloso di Ponterotto e viceversa, è percorso di ritorno. Allora tutto bene, si partirà il 2 maggio, lunedì, solo che al momento non sono previste corse di domenica. Allora, quante partite ha giocato il Padova in questo campionato di ex Serie C? Quasi tutte, a parte qualcuna di martedì, se non sbaglio di mercoledì. Quante partite dovrà giocare il Padova da oggi alla fine dei play-off? Minimo 3, da quanto ho visto insomma nel sito del Calcio Padova. Alcune saranno infrasettimanali, ma qualora tutto andasse bene, come noi tutti speriamo per la compagine biancoscudata, dovrà giocarne 3 di domenica, quindi o 2 qui all'Euganeo e una in esterna, o una in esterna, o una all'Euganeo e 2 in esterna, no? In trasferta. Ecco, speriamo che nel giro di non molti giorni, perché il Padova entrerà in ballo nei play-off il 17 maggio, che è un martedì, il Comune sistemi questa strana cosa in cui l'autobus predisposto per lo stadio però di qua alla domenica non passa, non ferma. Sempre per quanto riguarda lo sport, domani, sabato 30 aprile, sono previsti limiti alla circolazione a partire dalle 10 per la partita del Vicenza contro il Lecce, partita che sappiamo molto importante per la stagione dei biancorossi. A partire dalle 10 in via Bassano e Spalato, dalle 8 chiuso anche il parcheggio di via Stadio. Allora arriva questa notte in occasione della partita di calcio Lanerossi Vicenza Virtus Lecce, in programma
programma sabato 30 aprile alle 14. Per ragioni di ordine pubblico a partire dalle 10 saranno previste alcune limitazioni del traffico che coinvolgeranno le vie circostanti lo stadio Menti, come ad esempio la chiusura di via Bassano e via Spalato. Dalle 8 inoltre sarà chiuso il parcheggio di via Stadio. L'accesso alle due strade, oltre che a quelle chiuse in via ordinaria durante le partite di calcio, sarà sempre garantito a residenti ed esercenti. Quindi un'informazione di servizio piuttosto importante per i vicentini e per chi andrà allo stadio domani. Per chi invece andrà sui Colli Euganei per il 1° maggio, insomma sappiamo che è una giornata in cui alcune aree delle colline padovane sono davvero prese d'assalto. Bisogna mettere in conto che a Passo Fiorine, celebre area di villeggiatura, chiamiamola così, per giorni di festa, si paga il parcheggio. Per molti, ma non per troppi, soprattutto se tra i tantissimi frequentatori del Monte Madonna ci sono gli incivili che lo trattano male. Perciò il comune di Teolo mette a pagamento dal 1° maggio il parcheggio di Passo Fiorine e anche quello dell'Abbazia di Praglia. Su via Monte della Madonna, dal 1° maggio al 31 ottobre, ci sarà anche il divieto di sosta su entrambi i lati della via per evitare la sosta selvaggia, soprattutto nei fine settimana. Io ritengo che sia giusto perché teniamo un po' più controllata la zona, che ultimamente era un po' abbandonata. Abbiamo sempre trovato tanta sporcizia che invece non c'era mai. Il barbecue ha attirato molta più gente di prima era un po' più tranquilla come zona, adesso invece sta diventando un po' troppo selvaggia. Se è una possibilità per tenere controllata la zona e tenere pulito e in ordine, ci può stare. E se io pago un servizio, pago il parcheggio perché mi serva, perché venga mantenuto pulito e quant'altro, mi può stare bene. Diciamo che comunque c'è molta gente che viene qua il sabato e la domenica è una roba impressionante, quindi non lo so, però mettere i parcheggi nei colli mi sembra una cosa un po' fuori luogo. È giusto regolamentare, prima bisogna capire veramente cosa vogliono fare, però è chiaro, se mettono le sbarre che dopo diventa complicato passare, per me non c'è problema, vengo sui piedi, ma per chi magari è in difficoltà... Il provvedimento comunale per Passo Fiorine è sperimentale e durerà 2 anni, dal 1° marzo al 31 ottobre. Il parcheggio sarà a pagamento dalle 8 alle 22 di tutti i giorni. €1 l'ora e €5 tutto il giorno. Esauriti tutti i posti disponibili, verrà abbassata la sbarra da poco collocata al varco tra via Bettone e via Monte Madonna, dove un sistema di lettura delle targhe farà da contatore. A Praglia invece il parcheggio sarà a pagamento tutto l'anno, dalle 8 alle 20, nei festivi dalle 13, alle stesse tariffe. Gli autobus pagheranno €10 al giorno. Per i residenti del comune di Teolo è previsto un abbonamento annuale del costo di €10 per il quale verrà rilasciato un contrassegno. Esonerati gli invalidi. Vi racconteremo poi come sarà andata con questa festività nella quale, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, i Colli Euganei, come tante altre zone del Veneto, sono letteralmente prese d'assalto da chi ha voglia di un po' di aria buona, un po' di tranquillità. Cambiamo decisamente argomento. Il Veneto è nella tempesta perfetta dell'economia, lo dice la CNA. Il PIL 2022 del Veneto sarà inferiore di oltre 3 miliardi di euro rispetto alle attese. Il prezzo dell'energia elettrica è quintuplicato, il gas è aumentato del 600%, l'inflazione è al più 7,6%, i consumi in calo del 3%. Nel suo ultimo focus, l'Osservatorio Economia e Territorio della CNA del Veneto parla di una tempesta economica perfetta. Il precipitare della crisi ucraina ha di fatto annullato quel rimbalzo dell'economia che stava segnando l'uscita dalla crisi del Covid, per cui ora è necessario modificare un PNRR pensato in una situazione economica che è già mutata. Sarà necessario ritararlo secondo quelle che sono le esigenze effettive che si sono rappresentate in questo momento. Penso al problema energetico, al problema appunto delle materie prime, al sostegno che dovranno avere le aziende che si trovano in difficoltà non per causa propria ma per questa situazione di geopolitica generale che le sta investendo. C'è un settore che sta soffrendo di più in Veneto? Diciamo che il settore manufatturiero in generale, il settore della meccanica per esempio, sta soffrendo in maniera particolare perché è molto legato all'energia
a talune materie prime e ai contatti che aveva soprattutto in maniera maggiore rispetto ad altri settori col mondo della Russia e dell'Ucraina. Altri problemi si stanno manifestando anche nella moda e nell'agroalimentare, ma non tutto va male. Gli investimenti ad esempio sono in crescita del 13% e il Veneto riparte da un export che già l'anno scorso era ampiamente superiore ai livelli pre-pandemia. L'influenza della crisi internazionale poi può essere perlomeno mitigata impostando una politica economica di lungo termine. Qualcosa si può fare per incentivare il fotovoltaico, per incentivare il consumo all'interno delle imprese e delle famiglie, anche in sistemi di comunità. Questo è uno. L'altro aspetto è quello di ragionare sulle filiere strategiche avendo un atteggiamento non a pioggia di attenzione. Quindi le risorse che ci sono vanno spese per in qualche maniera sostenere quelle realtà, quelle filiere che possono in qualche maniera portare ulteriori risorse e dare volano all'economia. Secondo gli addetti ai lavori questo è un domino che sta partendo, è partito da un po', ma porterà ripercussioni gravissime in un futuro piuttosto ravvicinato, ma già ora si vedono situazioni molto più gravi rispetto al passato con tanti cosiddetti nuovi poveri. Gli operatori tutti occupati nel campo del turismo, dai ristoratori ai cuochi fino ai baristi, le guide, gli stagionali e i lavoratori a tempo determinato, papà con figli a carico e spesso anche coppie di genitori, sono i nuovi poveri, il cui status a Venezia come a Mestre è stato profondamente segnato dall'epoca Covid, che con la crisi del turismo ha visto notoriamente cessare fino a chiudere molte attività. Oggi, con il finire della pandemia, c'è un'altra emergenza da fronteggiare, quella legata al costo della vita, i cui numeri, in termini di aiuti, sono veramente impressionanti. Hanno bisogno di essere aiutate economicamente, pagare le bollette, perché se non pagano le bollette gli tagliano i servizi. Questa è una cosa molto importante, specialmente se dopo hanno accumulato ritardi nei pagamenti. E poi la borsa alimentare. Servizi più che triplicati in comune, con l'assessorato al sociale che riceve giornalmente decine e decine di richieste di aiuto, spiega Simone Venturini. Hanno costretto il comune a triplicare gli sforzi, anche in termini economici e organizzativi. Sostegno che le famiglie in difficoltà chiedono con sempre maggiore frequenza a molte associazioni solidaristiche, tra cui spiccano anche i volontari della Banca del Tempo, che insieme alle istituzioni con gli aiuti economici elargiscono anche grande discrezione e riservatezza. L'appello a diventare ognuno di noi un dono per l'altro. Che i giovani avessero il coraggio di dedicare anche un'ora o due agli altri, ecco, perché di questo sentiamo bisogno. Cambiamo ancora argomento. Tra le notizie di carattere nazionale di questo ultimo periodo c'è quella che riguarda la possibilità di dare ai figli il famoso doppio cognome. Ne abbiamo parlato con i trevigiani. Sentite cosa ci hanno detto. Io la vedo come una cosa decisamente progressista. Trovo anche giusto che sia una scelta, perché si può scegliere se metterli tutti e due, in che ordine, o se mettere solo quello della madre o del padre. Nel mio caso specifico ho parlato ieri col mio ragazzo, lui mi ha detto a meno che tu non lo ritenga molto importante possiamo dare solo il mio. Io ho fatto una questione di assonanza, il mio cognome non mi piace, quindi daremo solo il suo, però devo dire la verità che sono molto contenta di questa cosa. La vedo una cosa corretta, giusta. Sono figli di mamma e papà. È una scelta sì per la mamma, perché no? Anche se io vorrei che mantenesse il cognome del papà. Sì, per me è una grande novità questa, quindi sì, sarei per metterli entrambi. Già fatto, la mia bimba ha entrambi i cognomi. Mi sembra una cosa abbastanza in linea con i tempi quantomeno, diciamo così. Bene, per me va bene, benissimo, perché i bambini sono fatti in due. Però io se avessi un figlio, anzi sono incinta, metterei il cognome del padre. Per chi ha piacere è un'opportunità che viene data a ogni cittadino, una libera scelta, quindi concordo. No, io accolgo positivamente questa possibilità, perché no? Beh, la vedo come una cosa giusta, penso che sia giusto anche per un discorso di parità dei sessi. E ho deciso comunque di non mettere il mio cognome a mio figlio, per lasciare solo quello del padre, perché tanto va bene lo stesso, insomma.
Però è una bella cosa, per chi vuole questa opportunità è una bella cosa. Non trovo male, non trovo sbagliato, anche perché la fatica più grande la facciamo noi, perciò penso che ne abbiamo anche il diritto che il nostro figlio porti anche il nostro cognome. Un altro dei temi di questo periodo è legato alle parole del Papa Francesco. Ha parlato delle suocere con parole insomma, che sono rimbalzate in tutta Italia, ne ha parlato molto bene ovviamente, con una piccola postilla avvertendole di stare un po' attente a tenere a freno la lingua. Siamo andati a sentire i bassanesi che cosa ne pensano. Qualche volta sì, ha ragione, è vero. Le suocere hanno l'abitudine di mettersi il naso e lo dovrebbero invece fermare. Le nuore devono anche imparare a rispettare la suocera perché è mamma di suo marito, ma questo dipende dalla buona educazione. E anche dalla parte delle suocere, perché se la suocera non è invadente è da rispettare e questo non viene sempre rispettato, la suocera viene sempre allontanata e non viene rispettata come madre del suo marito. Probabilmente ci sono persone che parlano anche a vanvera, suocero o non suocero, quindi non è detto che quello che dice una suocera sia giusto ma neanche sbagliato, ognuno dice quello che vuole. No, guardi, io ho una nuora bravissima, abitiamo in una bifamiliare, diciamo, quindi è come fosse mia figlia, io credo di essere l'unica suocera, mia nuora mi adora. Ecco, veramente siamo madre e figlia. Le suocere devono stare un po' da una parte. Sono d'accordo, perché c'è un limite a tutto, no? C'è una soglia che dobbiamo rispettare. E quella del rispetto? No, si sbaglia, perché io avevo una suocera meravigliosa. La mia è stata buonissima e sono stata d'accordo con quello che fa. Ecco, mi ha tanto aiutato, quello sì. Restiamo in zona nella Pedemontana per una bella notizia, Rete Veneta, il gruppo Media Nord-Est è sempre molto vicino agli alpini e un nonno alpino ci ha raccontato quello che aveva intenzione di fare qualche ora fa, noi siamo andati a vederlo e ora lo vedete anche voi. Dopo la dunata della sezione Montegrappa Mussolente di domenica scorsa, in attesa di rivedere le penne nere sfilare a maggio lungo la costa romagnola e a luglio sull'altopiano con il raduno del terzo raggruppamento, ecco che torniamo a parlare di loro, degli alpini, anzi di un nonno alpino. Sono tanti nonni che vanno a prendere i propri nipoti a scuola, chi con la bici, chi con la macchina, chi a piedi, ma anche chi con 2 muli. Sono venuto a prenderli con i muli, così facciamo una passeggiata e andare a casa, siamo ecologici. 10 chilometri di passeggiata fino a casa a San Zeno di Cassola, un momento speciale che i bimbi ricorderanno per tutta la vita. Bambini educati dal nonno all'amore per gli animali. Allora la bambina mi aiuta a pulirli perché dico guarda che i muli sono animali, non è che metti la macchina, vai lì, le metti in moto e parti, devi pulirli sotto che non abbiano i sassi sotto quando vai a passeggio, insomma tutto devi pulirli prima, devi governarli, ecco, animali sono. Adesso andiamo a prendere il nipote di là. Caricati entrambi i nipoti, adesso dove si va? Adesso si parte, si va a casa, passeggiata. Parlando di alpini vi ricordiamo che fra poco ci sarà la dunata nazionale, ci sarà poi la cosiddetta Triveneta nell'altopiano dei 7 comuni e noi saremo sempre in diretta per raccontarvi questi importanti appuntamenti che tornano dopo un periodo molto difficile anche per le penne nere. E adesso chiudiamo il nostro telegiornale con una notizia che ci arriva da Vicenza e che parla di una torta rubata qualche anno fa. Vediamo. Lei è Mary Mion, portabandiera di un ricordo ancora vivo. Era il 28 aprile 1945, quando le truppe americane arrivarono a Vicenza. Oggi si celebra il 77° anniversario di quella data storica. I soldati statunitensi, stremati, affamati, presero dal davanzale della casa in cui abitava Mary la torta fatta per il suo compleanno. Compiva 13 anni e oggi, a 90 anni, racconta le immagini ancora impresse di quella notte di terrore.
Sentivo tutta la notte canonate e non sapevo che avevo il comando americano a 100 metri. Io ho spiato per la porta di casa e è passato uno in bicicletta vestito, ha visto che avevo paura, avevo 13 anni e ha detto sono americano. E allora mi sono scoppiata a piangere, dopo è stata una gioia per tutti. Oggi una restituzione simbolica durante la cerimonia per ricordare i soldati feriti e uccisi negli scontri che avvennero in quei giorni in Corso Santi Felice Fortunato e Piazza Castello e il fondamentale contributo alla liberazione di Vicenza da parte degli uomini dell'88esima e 91esima divisione di fanteria. La cerimonia, che si è svolta al Giardino Salvi alla presenza delle autorità civili e militari, ha voluto ribadire il rapporto di vicinanza e partnership tra le due comunità vicentina e americana in un momento in cui la guerra è tornata ad essere attuale. Questa cerimonia ci ricorda quanto importante sia mantenere un'alleanza molto stretta con i nostri partner e soprattutto questa cerimonia è voluto essere un regalo di compleanno per la signora Mary. Credo che questo sentimento di riconoscenza in effetti non sia mai stato sopito nella comunità nazionale e in quella vicentina, poi insomma quella vicentina in modo particolare perché evidentemente è un sentimento che si è via via andato rinsaldando con questa presenza importante della comunità statunitense. Questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi però vi facciamo vedere i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, che ci dicono che in questo momento, li ingrandiamo un po' così diventano più visibili anche dal televisore, ci sono 73.370 persone positive nella nostra regione, un numero sostanzialmente invariato rispetto a quello dell'ultimo periodo. Ci sono piccole fluttuazioni, si sale, si scende, ma siamo più o meno sempre lì attorno alle 70.000 unità. Sono infatti 6.121 le nuove positività riscontrate con i tamponi di ieri, che portano il totale delle persone positive al Covid dall'inizio dell'emergenza a 1.662.842. Adesso scendiamo nella seconda parte della tabella che ci mostra la situazione della sanità in Veneto, e gli ospedali del Veneto stanno reagendo alla spallata. Dicevamo sono 909 le persone ricoverate in area non critica, sono 37 le persone ricoverate in terapia intensiva, 634 i positivi in area non critica, 15 i positivi in terapia intensiva. È un numero comunque piuttosto basso, solo 15 persone positive in terapia intensiva vuol dire che la situazione sta cambiando lentamente, ma sta cambiando. La differenza rispetto a ieri ci conferma il trend in discesa, ovvero un bilancio negativo di 9 unità in area non critica, un bilancio negativo di 3 unità in terapia intensiva. Purtroppo sono da segnalare ancora molti decessi, sono 11 le persone che hanno perso la vita negli ospedali del Veneto, cui vanno sommate quelle che hanno perso la vita a causa del Covid fuori dagli ospedali, quindi magari nelle strutture per anziani o in altre strutture non strettamente sanitarie. Il numero si aggira attorno alle 15 unità. Questi erano i dati dell'emergenza Covid. Per tutto il resto vi invitiamo a seguire TG Bassano, TG Vicenza di questa sera. Noi ringraziamo Alessandro Costarcurta e Renzo Rigon per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto e vi auguriamo un buon pomeriggio.